Voglio mostrarti questa partita che magari è una di quelle partite che capitano anche a te, dove si vede lontano un miglio che qui il nero sa giocare meglio del bianco, perché vedi come ha uno sviluppo armonioso. Qui addirittura il bianco, senza neanche aver completato lo sviluppo, va subito all'attacco con una manovra di sfianchettamento, cosa che c'era tutto il tempo del mondo per farla, ma comunque si butta all'attacco e dopo qualche mossa il nero si ritrova sotto. L'attacco sconquassato, l'attacco scombinato del bianco in realtà ha messo in seria difficoltà il nero, che da lì a poco perderà la partita. Che cosa ha sbagliato il nero? Il nero sembrava che aveva uno sviluppo armonioso dei pezzi, ha seguito i principi. Come ha fatto a perdere contro il bianco? Allora qui essenzialmente quello che bisogna capire è che a un certo punto bisogna prendere la situazione in mano. Cavallo di 7 è una mossa troppo passiva per la situazione, poiché una mossa come F3 è la tipica mossa che poi prepara quello che nella siciliana è l'attacco inglese, no? G4, H4, e il fatto che noi abbiamo l'arrocco e quindi il pedone G6 avanzato crea subito il punto di contatto contro i pedoni che ci vengono lanciati sul nostro arrocco. Qui bisogna agire tempestivamente sul centro, quindi ogni manovra sul centro va sempre respinta con una manovra al centro scacchiera. C5 è un'ottima risposta che permette subito di prendere il controllo, e con una mossa come per esempio D6 e D5 abbiamo anche E6, ma se non vogliamo proprio rischiare, sempre sul centro noi dobbiamo giocare D5 per evitare che il nostro avversario possa prendere troppo spazio. Cavallo D7, ahimè, ha dato un po' di mobilità al bianco, ma non è stato questo l'errore decisivo. Qui l'errore decisivo è stato non fare nulla qui. Qui ancora il nero aveva l'ultima chance per portare la palla in calcio d'angolo con H5, poiché sulla cattura si poteva catturare di cavallo e qui il cavallo faceva da blocco, non c'era alcun tipo di pericolo, e su un'eventuale spinta è vero che il bianco guadagna spazio e può fare anche paura questa mossa, ma ora in questa situazione l'attacco del bianco è praticamente finito. I pedoni sono andati in castro e gli stessi pedoni del bianco evitano che il bianco stesso possa attaccare. Quindi cerca di giocare sì bene, di giocare sia solido, ma cerca di capire subito in che direzione sta andando la partita per prendere subito dei provvedimenti e non lasciare troppo gioco al tuo avversario.